Ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Info FVG e ritorniamo a scoprire novità ed eventi dalla regione Friuli Venezia Giulia. In particolare oggi siamo vicino al mare. Iniziamo parlando di uno degli eventi più attesi anche nella zona di Trieste ma in tutto il Friuli Venezia Giulia. Si scrive edizione 56, si legge Energie positive, Barcolana presented by Generali ha aperto le iscrizioni in vista della regata più grande del mondo in programma il prossimo 13 ottobre 2024, preceduta a partire da venerdì 4 ottobre da 10 giorni di grandi eventi a terra e in mare. Ma andiamo a scoprire subito tutte le novità direttamente nel post conferenza stampa insieme ai protagonisti. Quest'anno ARPA Friuli Venezia Giulia come sempre sarà a casa in Barcolana, ma sarà a casa ancora una casa più grande. Dentro l'Infopoint ci saremo anche col punto meteo. I nostri previsori sono a disposizione di tutti per vedere le previsioni del tempo, come si fanno le previsioni del tempo, ci saranno anche i nostri tecnici del mare. È sempre un momento bello questo, c'è il meglio di Trieste che viene fuori con la Barcolana. In tutti i sensi, sia dal punto di vista dei valori, delle tradizioni, ormai sono 56 anni, io la ricordo sempre l'anno della Barcolana perché è la mia età, quindi quando io vedo le edizioni della Barcolana vedo anche i miei anni che vanno avanti. Come ho detto prima, la Barcolana tira fuori il meglio dal punto di vista dei valori, è chiaro che è un grande concentrato anche di attività economiche, ma è soprattutto valori che vengono trasferiti ai figli e su queste cose è importante continuare su questa linea e quindi ho sempre detto per il porto nei giorni della Barcolana la priorità non è il porto ma è la Barcolana. Alle tante iniziative che abbiamo messo in piedi c'è anche la collaborazione con Barcolana e con la regione Friuli Venezia Giulia che è iniziata già l'anno scorso ma che quest'anno sarà ancora più significativa perché ci sarà proprio un evento dedicato, una Solaris Cup Adriatico nei giorni precedenti alla regata principale della Barcolana. Anche quest'anno Generali è a fianco di Barcolana e vogliamo lavorare insieme per portare avanti Women in Sailing. Women in Sailing è un premio che diamo alla donna comandante di un equipaggio misto in Barcolana. Siamo alla Società Velica Barcola e Grignano e questa mattina abbiamo varato la 56esima edizione della Barcolana, un clima di festa, entusiasmo intorno a una manifestazione che unisce la città, unisce la regione. Qui i colori della nuova edizione, della 56esima, ideati da Matteo Bartoli, che trasmettono il concept di quest'anno, l'idea attorno alla quale ruoterà tutta l'edizione, energie positive. Tantissime le novità, Ticket to Race, Barcolana 56 sarà la prima regata al mondo alla quale ci si può iscrivere semplicemente come persone, come velisti, non necessariamente con una barca. Barcolana 56 abbraccia l'intero Friuli Venezia Giulia, da Lignano a Grado, a Monfalcone, a Muggia. Barcolana 56 consente di iscriversi con l'early booking entro il 31 luglio. E andate quindi sul sito direttamente di Barcolana per saperne di più, ma noi continueremo anche, come ha ricordato il presidente della Società Velica Barcola e Grignano, Mitja Gialuz, a seguire tutte le novità aspettando anche il prossimo 13 di ottobre. Rimaniamo ancora vicino al mare, ci spostiamo verso Monfalcone perché ha inaugurato una grande estate di eventi nel segno dello sport, della nautica e della cultura a Marina Iulia. Andiamo subito a scoprire quali sono le ultime novità. Buongiorno a tutti, abbiamo appena inaugurato la nuova spiaggia di Marina Iulia, un importante investimento del Comune di Monfalcone che crea sicuramente una struttura per tutto il litorale che è molto importante, che crea indotto, che tutte le attività che insistono in questo litorale ne beneficeranno. Ciao, buongiorno, sono Nello della Compagnia del Carro di Staranzano, parlo da Marina Iulia. C'era una bellissima manifestazione di apertura della stagione estiva. E noi saremo impegnati a Monfalcone il 26-27 luglio con il Festival di Teatro da Strada, è già il 10° anno che lo facciamo, vi invitiamo tutti perché quest'anno ci sono grandissime novità e grandissimi artisti. E siamo qui a presentarvi l'estate di Marina Iulia con eventi più o meno quotidiani dal mercoledì alla domenica, e eventi serali che con l'appoggio del Comune abbiamo avuto la possibilità di far perdurare fino alla mezzanotte. E abbiamo la possibilità di pranzare al ristorante e abbiamo la possibilità di usufruire dei lettini e ombrelloni e sarà un'estate molto diversa dal solito perché abbiamo gli Schimo Party, abbiamo le serate di ballo, abbiamo i concerti live, fra cui qualcuno di anche rilevante. Vi ricordo la data del 6 luglio con i THC, vi ricordo il concerto delle Pink Armada
e poi naturalmente l'immancabile Zippo tutti i mercoledì sera. Un bellissimo nuovo ingresso, nuove strutture, nuove attrattività quindi per il litorale di Monfalcone, nel segno anche della sostenibilità. Potete continuare a seguire tutto il programma di eventi anche sulle pagine dedicate a Monfalcone con Monfalcone Turismo. E per il nostro appuntamento anche con Info FVG è tutto, continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle novità ed eventi in Friuli Venezia Giulia.